mondo. Emergenza profughi da Poccona, rischio rivolte anche all'ex caserma Serena di Casier nel Trevigiano. L'allarme è lanciato da alcuni operatori che avrebbero sentito parlare di possibili manifestazioni. C'è sconcerto e rabbia ad Isola Vicentina dopo la brutale aggressione ad un frate novantenne rapinato e picchiato dopo la questua. L'anziano in ospedale con le costole rotte. Rapina ieri pomeriggio in banca a Torreglia, i banditi armati di coltello sono fuggiti con 2.000 euro, dopo poche ore i carabinieri li hanno identificati e arrestati. I soldi o sparo, attimi di paura ieri sera in un ristorante di Schio, i dipendenti minacciati da 2 malviventi fuggiti poi con 1.500 euro. Un 63enne di Gruaro è stato investito e ucciso da un pirata della strada, l'incidente è accaduto ieri sera nel Pordenonese, è caccia al responsabile. Qualche settimana fa confessò a Bologna l'omicidio del padre, la cui morte, avvenuta lo scorso anno ad Oderzo, era stata archiviata come naturale. Uscito dal carcere del 44enne non si hanno più notizie. Il Consiglio Comunale di Due Carrare ha dato il via libera alla realizzazione di un mega centro commerciale a ridosso del Castello del Cattaio, circa 300 le persone che hanno manifestato contro il progetto. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca e con l'accoglienza dei migranti in Veneto, perché ci sono timori che possa ripetersi quanto accaduto la scorsa settimana nel Padovano, nel veneziano Ancona in particolare, anche nella Marca Trevigiana, in particolare all'ex caserma Serena ai confini tra Casier e Treviso. Intanto, a causa del forte vento e delle precipitazioni delle scorse ore, a Oderzo è crollato un pezzo di muro dell'ex caserma Zanusso. Un'accoglienza ai migranti che sembra andare letteralmente a pezzi. Accade a Oderzo, alla Zanusso, dove, causa maltempo delle ultime ore, è crollato il muro di recinzione dell'ex caserma, mentre in contemporanea in procura e questura a Treviso si stanno vagliando segnalazioni di forte preoccupazione in merito a una presunta area di rivolta sulle orme tracciate da Cona. Timori peraltro già mandati in onda dalla nostra emittente la scorsa settimana direttamente dalla voce di alcuni residenti. Narrano di persone intente a organizzare manifestazioni eclatanti dalla ex Serena. E se dalla nuova facility che gestisce l'accoglienza e da noi contattata non arriva alcuna smentita ma un secco e classico no comment, in contemporanea dalla stessa che accoglie i migranti pure a Oderzo le rassicurazioni sulla Zanusso, sottolinea come il pezzo caduto sia distante dalla porzione di caserma utilizzata per l'accoglienza dei richiedenti asilo. E ha suscitato rabbia, sdegno la brutale aggressione per pochi euro a Fra Germano Contardo, l'ultimo dei frati mendicanti rimasti di 90 anni. Lui è Fra Germano, a 90 anni ogni giorno prende il suo motofurgone, lascia il convento di Santa Maria del Cengio e raccoglie le offerte per aiutare i poveri. Per questo è molto amato e per questo è ancora più vile l'aggressione che ha subito, picchiato da 2 sconosciuti che probabilmente conoscevano i suoi spostamenti. Lo hanno aspettato e aggredito proprio davanti al garage in cui parcheggiava ogni sera la sua ape e poi lo hanno derubato. Alcune persone l'hanno visto per terra, dopo una mezz'ora che si trascinava l'hanno soccorso e l'hanno accompagnato qui da noi. Quindi dopo un certo periodo che lui cercava, non riusciva ad alzarsi, era lì con le sue 4 costole fratturate che cercava aiuto. Come sta adesso? È un po' sotto shock, però sta bene, è molto sereno, un animo forte. Compagno e amico in convento, frate Hermes ci racconta, Fra Germano è l'ultimo frate questuante, il frate cercatore, ha sempre vissuto di carità. Ora è ricoverato in ospedale con le costole rotte. È un uomo che ha sempre vissuto di carità, data e ricevuta e distribuita, quindi questo è ancora più triste. Ieri la comunità intera in chiesa ha pregato per lui, ma anche per i suoi aggressori. Perché probabilmente sono persone alla disperazione.
Rapina ieri pomeriggio a Torreglia nel Padovano alla Banca Anton Veneta. I carabinieri dopo poche ore hanno intercettato e arrestato i due responsabili, i due presunti responsabili. Si tratta di due cittadini italiani. Proprio pochi minuti fa è terminata la conferenza stampa che ha seguito per noi Federico Fusetti, al quale cedo subito la linea per tutti i dettagli. Buongiorno Federico. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Un inseguimento concitato tra i carabinieri e i rapinatori, numerose pattuglie sul posto, addirittura l'elicottero arrivato da Belluno e alla fine, come dicevi, i carabinieri hanno arrestato due persone, un 38enne originario di Barcellona, Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, e un 36enne di Messina, entrambi accusati di rapina aggravata e porto abusivo di armi in concorso. Cos'è accaduto? È accaduto che i due hanno fatto irruzione nella filiale della banca MPS Anton Veneta a Torreglia, quindi siamo sui Colli Euganei, e uno aveva il volto scoperto ma con gli occhiali da sole, i guanti e un taglierino, mentre il complice aveva un cappellino da pescatore, gli occhiali da sole e sempre i guanti. Sono entrati, hanno immobilizzato legando ai polsi con del nastro adesivo 3 impiegati e uno dei 2 clienti presenti, li hanno costretti a rimanere seduti in un locale, poi hanno minacciato la vice direttrice e hanno atteso per 15-20 minuti l'apertura della cassaforte perché era temporizzata, quindi ci si può immaginare insomma la paura e il panico delle persone presenti. Quando la cassaforte si è aperta, i due rapinatori hanno arraffato il bottino, circa 18.000 euro in contanti, e sono fuggiti. Nel frattempo però alcuni passanti avevano visto movimenti strani, avvisato i carabinieri, hanno chiamato il 112 e così sono arrivate sul posto pattuglie da Abano, Albignasego, Bastia di Rovolonte, Olo e Gazzignano Terme. Dopo poco meno di 4 minuti erano già molti carabinieri sul posto, hanno fermato poco distante un uomo con una borsa a tracolle, all'interno il denaro rapinato. Il complice invece era fuggito a piedi per le campagne circostanti, ma anche qui prezioso l'intervento dei passanti, dei residenti, una serie di segnalazioni che avevano fatto capire dove stava fuggendo il complice, che è stato poi raggiunto e fermato. I due molto probabilmente sono dei cosiddetti trasfertisti, cioè arrivati in trasferta da fuori regione per compiere colpi di questo tipo. Come dicevo, i due sono accusati di rapina aggravata e porto abusivo di armi in concorso. Per il momento è tutto, Francesca, a voi la linea. Grazie, buon lavoro a Federico Fusetti. E un altro colpo ieri sera nel Vicentino, a Schio, in un ristorante, i dipendenti minacciati da due malviventi scappati con 1.500 euro in contanti. I banditi hanno detto: i soldi o spariamo. Hanno aspettato che tutti i clienti uscissero e sono entrati. In quel momento c'erano soltanto alcuni camerieri e la cassiera. Volto travisato, pistola in pugno, i soldi o sparo. Era quasi l'orario di chiusura ieri sera al ristorante Old Wild West in zona industriale a Schio, quando due uomini si sono introdotti, hanno minacciato il personale e si sono fatti consegnare i soldi della cassa. Circa 1.500 euro in contanti. Hanno preso il bottino e sono fuggiti a piedi. Immediato l'allarme ai carabinieri, che ora sono sulle loro tracce. Nella zona sono presenti alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero dare ai militari gli indizi utili per incastrarli. Incendio questa mattina intorno alle 10:30 a Conegliano. Le fiamme sono divampate, sembra per un problema tecnico, avvolgendo l'appartamento di via Friuli. 2 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale. 3 i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Per gli accertamenti anche la polizia municipale di Conegliano. Un 63enne veneziano di Gruaro è stato investito e ucciso da un pirata della strada. L'incidente è accaduto ieri sera nel Pordenonese. Investito e ucciso da un pirata della strada, Andrea Stefanuto aveva 63 anni e in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la regionale 463 tra Cordovado e Ramoscello di Sesto a Reghena in provincia di Pordenone, quando sarebbe stato colpito da dietro da un'auto il cui conducente dopo l'impatto è fuggito senza prestare soccorso.
È stato un passante a notare il corpo oramai privo di vita del 63enne riverso in un fossato e a dare l'allarme. Inutile perciò l'intervento dei sanitari dell'ambulanza con rianimatore perché Andrea Stefanuto era già spirato. I carabinieri della compagnia di Pordenone stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza comunale che potrebbero avere incastrato l'automobilista. Il 63enne risiedeva a Gruaro e ieri sera attorno alle 18:30 stava rientrando a casa dopo aver finito di lavorare alla Car International, una ditta di autodemolizioni e ricambi. È scomparso nel nulla Carlo Frisiero, 44 anni, l'antropologo di Oderzo che qualche settimana fa a Bologna si era autoaccusato di aver ucciso il padre. L'uomo, uscito dal carcere, non avrebbe più dato notizie di sé. Sono giorni che non dà più notizie di sé, il cellulare è irraggiungibile. Carlo Frisiero, l'antropologo Pitergino, che si era autoaccusato della morte del padre Luciano, ex negoziante, è scomparso nel nulla. I familiari preoccupati hanno fatto una segnalazione ai carabinieri di Conegliano. Il 44enne si era recato dai militari di Bologna raccontando di aver ucciso il padre, morto in casa il 24 settembre 2016. L'anziano aveva problemi di deglutazione e, secondo la versione del figlio, avrebbe dato un boccone troppo grosso al padre facendolo soffocare, versione che non ha però trovato riscontri. Per questo motivo il pubblico ministero trevigiano Francesca Torri ha chiesto ed ottenuto dal GIP Bruno Casciarri la scarcerazione di Frisiero senza alcuna misura cautelare. Uscito dal carcere però l'uomo ha fatto perdere le tracce. La politica con lo scontro ieri sera nel corso della trasmissione di Antenna 3 Ring tra l'onorevole D'Incà e il presidente leghista Massimo Bitonci sulla scelta dei candidati alle prossime elezioni politiche. Secondo me sei sulla difensiva. 10, sei sulla 15, difensiva. Quanti ne hai presi? Uno, basta. Ecco, bravissimo. Mezzo. Allora il vostro sistema un di quarto è di inutile voto. che ridi perché capisci il vostro quarto, sistema di democrazia diretta. Secondo me, è quello solamente secondo me tu stai cercando di parlare e basta. Fatti conoscere per quello che sei. Ristretto, fatti conoscere per quello che sei. Allora aspetti Bitonci, Dica si ricandida lei quindi, no? Il papà e la mamma, una alla Camera e una al Senato. Bitonci, aspetti, entrambi fuori, 10 voti, entrambi fuori. Al prossimo turno sono già fuori adesso, perché lo sa benissimo che questo è il caso. Bitonci, al di là di questo sappiamo il sistema di scelta. Gli unti del hai parlato tutto quello che voleva. Di carattere amministrativo. Bisogna tornare all'angolo, non si può anche parlare. No, aspetti, infatti sto cercando di fermarlo, lo rimandiamo all'angolo. Mi dice si ricandida ovviamente, no? Io mi ricandido perché avete 2 mandati, cercando di fare 2 mandati, di fare al meglio. Credo che la politica sia anche una continuazione del lavoro svolto fino ad oggi. Io credo di aver portato a casa per il Veneto il meglio che potevo fare, credo che voglio continuarlo anche nel prossimo periodo. Se ci sarà Bitonci in Parlamento sarò contento di poterlo affrontare sui temi e non sulle chiacchiere, perché mi pare che le chiacchiere del signor Bitonci siano tante questa sera e i fatti pochi. Poi per il resto credo che se la Lega voleva dimostrare la sua forza poteva andare da sola, solo questo ho detto, e invece si fa ancora prendere in mezzo con Forza Italia. Torniamo alla cronaca. Un'auto ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Limena. Paura tra gli automobilisti nell'ora di punta e traffico in tilt. Attimi di paura in serata per un incendio che ha coinvolto un'auto in viaggio a Vigo d'Arzere, periferia nord di Padova. L'automobile ha preso fuoco in via Annibale da Bassano, prima del Ponte della Libertà, in direzione di Limena. Era l'ora di punta, con migliaia di auto in circolazione in quel momento. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma c'era il timore che l'auto, una vecchia Renault Scenic alimentata a GPL, che ha preso fuoco all'improvviso, potesse addirittura esplodere. Per questo la zona è stata chiusa al traffico e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza tutta l'area. Il traffico è stato deviato verso Saletto e la Castagnara. Perdono le aziende che lavorano al MOSE, vince l'autorità nazionale anticorruzione. Nessuno infatti potrà ricevere utili dalla realizzazione dell'opera fino alla fine dell'inchiesta. Il Consorzio Venezia Nuova non potrà redistribuire gli utili tra le imprese fino alla conclusione di tutti i processi sul MOSE. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con 7 sentenze che confermano il provvedimento emesso dal prefetto di Roma su richiesta dell'ANAC. Tutti gli utili della gestione commissariale dovranno essere accantonati per conservare i proventi dell'eventuale corruzione in attesa delle sentenze definitive.
Non si vede come sia possibile distinguere tra utili spettanti al consorzio e utili di competenza delle imprese consorziate, spiegano i giudici del Consiglio di Stato. Quelle risorse vanno accantonate per scongiurare il paradossale effetto di far percepire, proprio attraverso il commissariamento che gestisce l'esecuzione del contratto, il profitto dell'attività criminosa. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, il tavolo in regione sceglie Padova Est per il nuovo ospedale della città, ma è scontro con il sindaco Giordani che non vuole cedere gratis le aree, così la decisione slitta ancora una volta. La posizione della Regione è chiara, nel senso che abbiamo valutato tutte le opportunità, sono state valutate le aree per l'ennesima volta, ne è venuto fuori che l'area più titolata resta Padova Est e alla luce di questo non ci sono tante opzioni, o la cessione gratuita come era scritto e quindi con la possibilità di fare i due poli via Giustiniani e Padova Est, oppure a seguire noi offriamo la possibilità di fare una permuta via Giustiniani con Padova Est, ma quindi si fa un solo polo a Padova Est, o infine l'esproprio, quindi si fa solo un polo a Padova Est. La Regione ha scelto Padova Est per ospitare il nuovo ospedale, ma è scontro sul costo dei terreni con il Comune. Il sindaco Giordani, durante l'incontro a Palazzo Balbi, ha confermato la sua intenzione a non cedere gratis l'area di San Lazzaro. Se tutto un piano va vanificato solo perché un piano che costa qualche miliardo lo stiamo vanificando per 10-15 milioni, mi preoccupa, vuol dire che c'è qualcosa, è un'influenza politica, non è più una decisione sotto l'aspetto sanitario. Giordani si corregge, stiamo parlando di 20 milioni, questo quanto vorrebbe farsi pagare, nonostante la Corte dei Conti abbia detto che il passaggio gratuito di aree tra enti non costituisce danno erariale. Si tratta di una cessione per un'opera di pubblica utilità all'ospedale che i padovani e tutto il Veneto aspettano, e intanto per la testardaggine del sindaco la giornata che doveva segnare l'inizio di un percorso definitivo verso il nuovo ospedale sfuma nel vago. Il governatore Zaia ne vuole riparlare tra pochi giorni, ma il sindaco invece rinvia tutto dopo Natale, chiudendosi sulle sue posizioni e ribadendo il concetto di non voler abbandonare il sito di via Giustiniani. Nasce l'opportunità di farne due nel momento in cui ovviamente c'è la possibilità di avere questa area gratuita. È vero che la gratuità pesa poco nel complesso dei conti, però era la situazione per uscire dall'impasse che c'era. Se torna fuori che il fatto dell'aspetto dell'area non gratuita, è ovvio che si torna al polo unico. Restiamo nel Padovano perché il Consiglio Comunale di Due Carrare ha dato l'ok alla realizzazione di un mega centro commerciale a ridosso del Castello del Cataio. 300 le persone che hanno manifestato. Tra le proteste, il Consiglio Comunale di Due Carrare ha dato il via libera al progetto del nuovo centro commerciale, contestato per l'impatto ambientale ed economico che avrà nell'area dominata dal Castello del Cataio. Circa 300 persone si sono radunate per protestare contro la decisione. Con slogan e striscioni hanno cercato di farsi ascoltare dai consiglieri comunali, mentre il sindaco ha riassunto l'accordo di programma tra il comune e la società privata che realizzerà l'opera, presentato ufficialmente prima della votazione, arrivata praticamente a notte fonda. A dire no c'era anche il presidente Ascom provinciale Patrizio Bertin, oltre ai sostenitori dei comitati popolari. L'amministrazione riceverà in cambio soldi e opere pubbliche. La società assumerà personale del territorio. Inoltre il sindaco ha chiesto misure per rendere il centro meno visibile possibile, come 2 terrapieni che verranno realizzati per nascondere la vista dell'opera ai turisti dei Colli Euganei. L'opposizione intanto promette ancora battaglia. E torniamo a parlare delle ecografie senologiche divenute a pagamento. Vi facciamo ascoltare la testimonianza di una veneziana colpita dal tumore in giovane età. Questa decisione da parte della Regione mi lascia veramente senza parole. Lei è Cristina e anni fa ha iniziato a lottare contro il cancro al seno. Come tante altre donne lei conosce l'importanza di un'ecografia, esame che con una delibera regionale ora dovrà essere pagato. Per me è stato importantissimo perché il mio nodulo si era manifestato appunto in età giovane. Io l'ho monitorato con l'ecografia per moltissimi anni e poi ad un certo punto
da quello che mi hanno appunto detto i medici è virato in forma maligna. Inizialmente appunto si trattava di patologia benigna e quindi appunto l'esame ecografico in questo caso, quando appunto la donna è giovane e è soprattutto in età fertile, è assolutamente necessario. La mammografia non vede, la mammografia il seno è troppo compatto, il tessuto non dà la possibilità appunto di individuare eventualmente patologie maligne. Cristina ha scoperto la malattia in età giovane rispetto alla media, per questo vuole lanciare un appello che spera non resti inascoltato. In questi ultimi periodi, siccome appunto l'età di insorgenza della patologia si sta abbassando moltissimo, secondo il mio modesto parere, da persona sopravvissuta a un cancro, ritengo che invece sia indispensabile cominciare appunto a pensare a fare appunto uno screening allargato anche alle ragazze e alle signore un pochettino più giovani. Si parla di prevenzione e poi si prendono queste decisioni senza sentire chi ogni giorno è a contatto con chi vive queste problematiche, e quindi non si possono prendere queste decisioni sulla pelle delle donne e non si possono prendere senza sentire soprattutto le associazioni che si occupano di questo. Si è parlato anche di tumore al seno nella serata organizzata dall'Associazione Amiche per la Pelle a Ponte di Piave nel Trevigiano. Più dei tramonti, più del volo di un uccello, la cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita. Quando si rimette in piedi dopo la catastrofe, dopo la caduta, che uno dice è finita. No, finita mai per una donna. Inizia così, con la musica e con i ballerini del Centro Danza Area Ballet di Ponte di Piave, una serata per dire basta alla violenza contro le donne. Momenti colmi di emozioni, di parole, di testimonianze. Sul palco, i campioni dello sport. Eccola la campionessa di pattinaggio, Silvia Marangoni. Da una violenza subita si può dire io ce la posso fare. È possibile ricominciare, rialzarsi ed essere più forti di prima. Donne picchiate, minacciate, uccise, tanti, troppi casi. Una voce forte questa che unisce tutti i comuni dello Pitergino Mottense. Presente anche Marco Morgante dell'Asle 2 che ha spiegato alcune delle iniziative. Il codice rosa è un codice che è stato attribuito esattamente per identificare quelle persone che, giunte al pronto soccorso, l'infermiere triagista ha il sospetto o l'evidenza che ci possa essere stata una violenza. Poi le parole che devono far riflettere, quelle relative ad una violenza, quella contro le donne colpite da tumore. A parlare il senologo Nicola Balestrieri. Se a queste donne gli abbiamo tolto la loro immagine corporea, la possibilità di essere mamme, nel mondo del lavoro non le vogliono più, quella c'ha il cancro, perché succede? Oppure sono inoperative perché devono fare le terapie, non si possono presentare al lavoro. E noi questo è su cui la violenza dobbiamo agire, e non è una violenza da poco, non è solo retorica. Vi ricordo la nostra rubrica, lo dico ad antenna, per segnalarci problemi o disservizi potete farlo inviando un sms o WhatsApp al 351 1755340, inviando una mail a redazione@antenna3.it o ancora lasciando un messaggio in segreteria telefonica allo 0422 0230 898. Subito dopo di noi, nuova puntata di Ore 13, si parlerà di cura dei denti e delle malattie legate appunto ai denti con il dentista Paolo Campion. Questa sera invece torna puntuale 20:10, ospiti in studio Stefano Fracasso, presidente del gruppo consigliare PD in Regione, Massimo Candura, segretario cittadino della Lega Nord di Treviso. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, vi ricordo gli appuntamenti con le edizioni serali dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30. Grazie ancora, buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo in prevalenza stabile sulle nostre regioni, qualche nebbia sulle pianure e locali nevicate sui confini alpini. Nel dettaglio sul Veneto qualche nebbia mattutina sulla pianura centrale, cielo parzialmente nuvoloso fino a metà giornata, poi si copre gradualmente con deboli piogge entro sera. Temperature massime comprese tra 4 e 7 gradi, valori notturni tra -1 e 1 grado. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Dapprima cielo poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio però aumenta la copertura nuvolosa ovunque con deboli piogge possibili entro la serata.
Diamo anche in questo caso uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, minime tra -1 e 1 grado sotto zero in montagna. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Cielo poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio peggiora con cielo coperto e deboli precipitazioni nevose anche a bassa quota. Vediamo ora le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, minime tra -1 e 0 gradi. Il mare sarà calmo sulle coste, poco mosso al largo, i venti deboli da sud-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.